Sestri Levante lancia l'esperimento dei custodi di quartiere. Alle Casette Rosse sono stati inaugurati 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica ricavati dal restyling dell'intera area. La particolarità è che le famiglie assegnatarie si prenderanno cura del bene ricevuto, un presidio sociale di integrazione e di crescita e di speranza per tutto il quartiere. Daranno delle ore di volontariato ai cittadini in quanto si occuperanno di tagliare l'erba, di aprire e chiudere i cancelli del parco e anche di partecipare alle attività del quartiere. Ci sono molti bambini che verranno a vivere qua, ci sono 5 bambini e questo ci riempie ancora più di orgoglio perché insomma sono bimbi che avranno la possibilità di avere una casa con la loro famiglia, ma anche di vivere un'esperienza diversa di solidarietà e di socialità all'interno della comunità. L'intero lavoro di ristrutturazione delle Casette Rosse è costato 840.000 euro, una parte finanziata con contributo del bando regionale di rigenerazione urbana, l'altra con la vendita di patrimonio pubblico. Per le famiglie, individuate dai servizi sociali del comune, il contratto è di 2 anni. Diventare residenti ma anche custodi è per loro una grande e bella responsabilità. Molto bello anche perché noi due abbiamo dei bambini, quindi essendo dentro un parco giochi è stupendo per loro, siamo molto contenti, sì, è un'opportunità buona. Dobbiamo fare il taglio dell'erba, chiudere e aprire i cancelli e stare molto attenti appunto alla pulizia perché comunque fanno delle feste, dei compleanni, bisogna stare molto attenti appunto a pulire e tenere bello pulito tutta l'area qua delle Casette Rosse. L'area dispone anche di un punto d'incontro per il quartiere che sarà gestito dalle associazioni della zona. Proprio per dare la possibilità agli anziani di incontrarsi d'inverno, perché in questo momento si incontrano nel parco di là, però non hanno una struttura adeguata per poterli proteggere dalle intemperie, e poi sarà anche un punto dove faranno feste, incontri, insomma che lo utilizzeranno come loro credono.